Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle chiacchierine, delle sibille. Anche oggi sono qui a disposizione per una mezz'oretta, 40 minuti da trascorrere insieme, durante i quali potrete farmi appunto una domanda a cui rispondo gratuitamente e rispondo in ordine di arrivo. Dunque, non c'è bisogno di scrivere la domanda più volte perché tanto rispondo la prima volta che la leggo. Questo intanto è un primo punto. Secondo, nella domanda dovete mettere il vostro nome, la vostra data, una domanda precisa, una soltanto, niente doppie opzioni, niente doppia domanda, nel senso ma è meglio questo o quello, perché chiaramente non è facile, poi non ho la giusta chiave di interpretazione che risiede nella domanda. Dunque mi raccomando, domanda chiara, i vostri dati, se chiedete per un'altra persona i dati della persona di vostro interesse e soprattutto mi raccomando, visto che questa finestra è a disposizione di tutti, deve essere di tutti, non dei soliti, dunque mi raccomando, facciamo spazio anche ai nuovi e grazie. Allora, vediamo un po' chi c'è, che vedo già dei saluti. Tanti bacetti, cuoricini, vi ringrazio, tanti bacetti, cuoricini anche da parte mia. Allora, vediamo un pochettino. Buonasera a Mercedes, buonasera Maria, buonasera Vale, buonasera Chiara, buonasera Tiziana, buonasera Tam, buonasera Antonella, buonasera Marietto, buonasera Marina. Oh, bene Marina, hai fatto la biopsia, mi fa piacere, brava cara, è andato bene spero. Allora, poi abbiamo buonasera Katia, buonasera Rosa, buonasera Cira, buonasera Marina, grazie Marina, un abbraccio, buonasera Italia. Dunque Katia ti ho già salutato, buonasera Sara, un bacione alla mia stella, buonasera Rita, buonasera Cira che saluta Marietto, buonasera Sara, Assunta, ho dato un colpo di mouse tremendo, sono al fondo della lista, non me ne sono accorta, non volevo, devo ancora salutare. Dunque, buonasera Roberta, buonasera Beatrice, Lara e Ludo, Teresa, Assunta ti ho salutato, un voto di memoria, penso di sì. Buonasera Anna, dunque, ok, risultati fra 10-15 giorni, va bene, ci fai sapere Marina. Buonasera Giusy, ecco Antonio, bene, 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 c'è un po' di gente, questa sera mi fa piacere, cominciamo subito, via, così prima comincio, più persone riusciamo a soddisfare. Allora, cominciamo da Vale. Sono Valentina, 14 aprile 86, vedi qualche storia d'amore per me all'orizzonte, deduco single, ok, va bene. Però che brava, senza simile. Scherzo, scherzo. Allora, vediamo un po'. Tutto a posto, Achille? Che non so se avete sentito questo rumore, era il mio cane che scottolava le orecchie. Allora, vediamo se c'è qualche storia d'amore per Valentina. 14 aprile 86. Mm-hmm. Vediamo un po'. Allora, qualche storia d'amore, intanto abbiamo già un taglio interessante, perché ladro, fedeltà. Sì, vedremo poi cosa ci raccontano le sibille, ma attenta perché magari è qualcuno che ha già un impegno, che non è proprio single. Vediamo un po'. Vediamo di andare un po' indietro, poi dopo regolo bene lo schermo. Voilà. Allora, ecco, così dovrebbero essere inquadrate bene. Veniamo a noi.
Dunque, donna maritata, allegrezza al cuore, amore, fortuna e tormenti. Allora, devo dire che non è tanto, cioè, oddio, in realtà con le sibille faccio la doverosa premessa che ormai chi segue il canale sa a memoria. Le sibille rispondono non per tempo, ma per episodi, per racconto, cioè cosa vuol dire? Che ci raccontano gli eventi del prossimo periodo, ma non ci dicono in che tempo si svilupperanno questi eventi, soltanto che quello che andremo a vivere può essere compreso nella stesa. Allora, cosa mi dice del tuo passato? Che comunque, nel tuo passato hai avuto un rapporto piuttosto importante, probabilmente se non hai convissuto hai avuto comunque un fidanzamento, ehm, un bel fidanzamento, c'era anche un sentimento, e sembrava anche tutto a posto, in realtà poi deve essere successo qualcosa, vi siete allontanati. Al momento presente, vedi, falsità, disgrazia, stai vivendo, non so se ancora a causa di questo rapporto del passato, ma fai un'estrema fatica a fidarti. Probabilmente, hai avuto veramente un qualcosa di pesante. Scusate che c'è la regia che manda messaggi, segnali di fumo, vediamo cosa dice il Marietto. Ah, perfetto, grazie, grazie Marietto, grazie. Allora, torniamo a te Valentina e, praticamente si capisce che, temi comunque, o comunque sei vittima, soggetto a situazioni non chiare, a gente che magari ti racconta una cosa per un'altra, o comunque sei costretta attualmente a far buon viso a cattiva sorte. Comunque vedi che è molto difficile anche per te, questa cosa, cioè non 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 è che ti fa piacere, o comunque hai appena scoperto qualcosa, qualcuno, c'è stata una discussione, a causa di una menzogna, insomma, c'è una situazione un po' critica proprio nel momento attuale, però qualche cosa va via via migliorando. Diciamo che tutto sommato, ti toccano e non ti toccano queste cose, cioè ormai forse sei un po' talmente, come dire, sfiduciata che sei anche un pelino cinica, però questo non significa che tu non abbia dei desideri o dei progetti, perché vedo che effettivamente, stai sognando di incontrare qualcuno o comunque di avere una bella relazione, una bella storia. Allora, ti invito comunque a fare attenzione perché la presenza della nemica e della giovane fanciulla, ehm, non promette benissimo. Cioè generalmente la giovane fanciulla è una carta positiva, ma chiaramente accostata alla carta della nemica mi fa pensare che potrebbe esserci accanto a te, una persona che per età è un po' più piccola di te e che non è completamente sincera nei tuoi confronti, o che potrebbe parlare di te, alle tue spalle. Dunque, attenta perché è chiaro, questa lo so che è una domanda relativa ai sentimenti e all'amore, però potrebbe costituire appunto un problema per te, proprio legato a questa sfera, altrimenti non me la segnalerebbe. Oppure è anche possibile che magari una persona che a te interessa, dal momento che magari ha già un'altra persona che per te ha il ruolo della nemica, potrebbe accostarsi solo per qualcosa di leggero. Sono più dell'idea che in realtà in questo momento o nel prossimo periodo, perché questa è già la linea del futuro, una persona, che non è completamente sincera con te, possa azzardare di chiacchierare sul tuo conto o magari su, non lo so, una presunta facilità, diciamo così. Allora abbiamo viaggio, morte e fedeltà. Bene, secondo me
vedi, ci sono 2 carte che, indicano un cambiamento, ma anche la fine di qualcosa. Dunque è come se non so se tu stai veramente progettando un viaggio o comunque, per qualche ragione devi allontanarti o stai progettando un cambiamento e nel futuro questa cosa avverrà. Ad ogni modo questa carta della fedeltà mi fa pensare che potresti, proprio durante un viaggio andare a incontrare una persona, perché è una carta di successo questo, una persona che chiude con il passato, cioè che non ha più niente a che vedere con tutto il genere di figure maschili o che siano, quelle che siano, con cui hai avuto a che fare nel passato. Dunque cambi completamente tipologia, nel senso che sembra proprio che tu chiuda un capitolo poco felice per un qualcosa di positivo a cui andrai incontro. Allora, fermi lì però, vedi che c'è leggerezza, dunque anche questo ricorda un po' il viaggio, non so se a questo punto andrai all'estero o in un'altra regione o comunque leggermente lontano rispetto a dove abiti e dunque comunque sono 2 carte che parlano entrambe di uno spostamento o di un viaggio o di un posto non proprio vicino. Vedi che c'è il corteggiatore, che tra l'altro potrà essere una persona molto valida. Attenzione però che ci saranno delle cose da chiarire, non sarà tutto semplicissimo, ci saranno tutta una serie di ostacoli. Comunque, e devo dire che qualche incontro effettivamente è possibile nel prossimo periodo. Allora, andiamo a rispondere alla prossima domanda. C'era ancora il Marietto dalla regia. Fatemi vedere un pochino cosa dice. Mm. Va bene, al solito lui è molto mattiniero e anche la sera va a letto, gli dico sempre che va a letto con le galline, perché va prestissimo. Sì, confermo, Marietto. Va bene, buonanotte Marietto, vi saluta tutti. Noi ci sentiamo domani mattina, Marietto, grazie sempre del tuo aiuto. Allora, bene, proseguiamo, abbiamo risposto a Valentina, andiamo avanti. Antonella. Allora, Antonella, no, scusate, devo mettere gli occhiali, Antonella era lì, ma lei dice Antonietta, 28 agosto 71, Luca 5 novembre 64, torneranno insieme? Vediamo un po'. Allora, Sibille, per favore, Antonietta e Luca torneranno insieme? Sembra proprio che la speranza sia l'ultima a morire. Allora, sì, è inquadrato bene per una volta, che strano. Allora, domestico, vecchia signora, casa, superbia, stavo chiamando vanità, ma in fondo è un altro dei suoi significati, amore. Allora, abbiamo una linea del passato con questo Luca che ci spiega come comunque, vedi, un rapporto di lunga durata, lungo corso, la casa, dunque, cioè non era proprio un rapporto così, doveva essere un legame piuttosto importante, dove c'era un certo grado di intimità, se non addirittura un legame ufficiale, cioè una convivenza, un matrimonio, qualcosa che è durato un bel po'. Sembrava anche piuttosto valido, però
probabilmente basato su una forma di rivalità e su un'attrazione soprattutto. Allora, questa rivalità non è detto che sia tra voi due, potrebbe essere anche una rivalità che si veniva a creare con altre figure, anche perché vedi che c'è la carta del ladro qui nella linea del presente, ladro, consolante sorpresa, Imeneo, disgrazia. Dunque, a me al momento pare difficile un ritorno, molto difficile, proprio ora come ora, perché ho la sensazione che già ci sia qualche altra persona tra voi, c'è già qualcun altro, vedi che Imeneo e disgrazia eh, chiaramente indicano una conclusione, o una discussione proprio legata al vostro rapporto. Nel prossimo periodo poi vedi, meno disgrazia, poi però vedovo, amatrice, denaro. Donna maritata, fortuna messaggero. Vedi come cambia un pochino il tono? Io non so da quant'è che vi siate lasciati, ma al momento mi sembra presto e lui non mi sembra che abbia alcuna volontà di tornare. Deve riuscire a provare questo rimpianto, di sentirsi solo. E allora avrà rimpianto per la donna del cuore, che potresti essere tu nel passato, cioè quella che era con lui nel passato. Vedi che poi c'è denaro, donna maritata, dunque le cose sono due. O voi due eravate amanti da lungo tempo e lui comunque era già sposato con un'altra persona, oppure il vostro rapporto al momento come dire, non si può ricomporre perché per ora c'è qualcun altro. Però vedi che mi sembra un'apertura, le cose sono due. Se sei tu a mancargli, e dunque nel vostro rapporto attualmente c'è un'altra persona e allora lui sentirà la mancanza nei tuoi confronti e penso proprio che ci sarà a questo punto una scelta verso di te, oppure può anche essere che a lui mancasse una figura del suo passato, fermo restando che quello che vedo è comunque una apertura di nuovo verso di te e questa figura che comunque resta una figura di riferimento per lui, nonostante le varie tentazioni o quello che può vivere in questo periodo, in questo frangente. Comunque arriveranno delle notizie in futuro. Esito. Mercante, donna di servizio, malinconia, sacerdote. Ora, il perché compaia al contesto lavorativo mi sfugge. Io, sai, non so niente di te, e dunque non so, Antonietta, se lavorate assieme o se questa donna che sta frequentando ora è sul posto di lavoro per lui. Però, vedi, malinconia e sacerdote. Al momento, anche se è chiaro che abbiamo visto che avverrà qualcosina, però mi sembra ancora difficile un avvicinamento, perché malinconia e sacerdote per ora c'è un grande raffreddamento. Bene, vediamo un pochettino. La prossima domanda. Allora, la domanda di Katia vuole sapere se, cioè Andrea, 7 dicembre 70, come sta vivendo senza Katia. Vediamo un po'. Come sta vivendo Andrea senza Katia? Si direbbe comunque, va bene,
poi inquadro meglio. Allora, ecco qua. Dunque, denaro, amante, conversazione militare, vedovo. Questa è la linea del passato che comunque riguarda la domanda che tu mi hai posto, vale a dire che hai posto alle Sibille più che altro, cioè come sta vivendo senza di te. Cominciamo già dal passato recente. Dunque, si direbbe che inizialmente abbia vissuto concentrandosi sulle sue realizzazioni anche di tipo economico, dunque si deve essere buttato sul lavoro, ma anche comunque a incontrare gente, a vedere gente, qualcosa di nascosto, probabilmente non poteva fare tutto alla luce del sole, però qualcosina, diciamo, ha reagito in modo combattivo. Però guarda che chiude con la carta del vedovo, dunque detto sinceramente sì, lui si è gettato combattendo, no? Anche per vivere una forma di normalità, anche di rivalsa, se vogliamo, però la carta del vedovo mi sembra comunque la carta di una persona che ha dei rimpianti, che non è che proprio se la spassa allegramente. Dunque diciamo che c'è comunque già dopo una prima parentesi euforica, mi sembra che poi qualcosa abbia cominciato a pesargli. Allora, Imeneo, vecchia signora, morte e prigione. Beh, questa è una linea un po' impegnativa, è una linea del presente dove comunque mi sembra un po', può avere tantissime sfumature, tantissime letture. Io provo a dare quelle più verosimili o quantomeno quelle che percepisco essere più adatte. Dunque, vedi che Imeneo, vecchia signora, dunque ho questo Andrea. Andrea? Sì, Andrea. O Andrea è tornato dalla madre, oppure questa vecchia signora è un sostegno, qualcuno che lui in questo momento sta frequentando anche per stare un po' meglio probabilmente, o per parlare, o comunque per parlare, sì, chissà. Oppure, ti ripeto, potrebbe essere la madre. Vedi però morte, prigione. Lui, devo dire che un po' l'ha vissuta e la sta vivendo come un qualcosa che è andato al di là della sua volontà e nello stesso tempo è consapevole dei suoi errori. Diciamo che sta elaborando. Eh, guarda, consolante sorpresa, fortuna, falsità, comunque vedo qui dei segni di reazione, magari non sarà sempre abbattuto come adesso, un pochino reagirà. Ecco, come si è attivato subito all'inizio, vedo che di nuovo mette in piedi una serie di cose, comunque ha delle occasioni fortunate che poi coglie, no? E che dunque magari gli danno un certo grado di soddisfazione e di distrazione. Comunque ciò non toglie che qualcuno lo ostacola un pochino, magari è lui stesso che si rende conto appunto del peso dei suoi errori e nel prossimo periodo comunque non si sentirà completamente libero da blocchi e da momenti di negatività. E vedi che poi parla della matrice, dunque della donna del cuore, in qualche modo è orientato verso quello e sarà più disponibile. Esito. Beh, non è che stia proprio facendo i salti di gioia, comunque ti pensa a momenti di tormento, però è comunque un uomo, da quello che dice l'artista, che ha delle qualità, che ha anche un certo fascino, un certo carisma, dunque
probabilmente vedi che è destinato comunque a riprendersi anche bene. Però ora non mi sembra che sia proprio in un momento idilliaco della sua vita. Allora, andiamo avanti. Rosa. Ustica. Allora, Rosa vuole sapere se le conviene accettare un lavoro a termine a 900 chilometri da casa. Rosa, 15 luglio 73. Bene, Rosa. Rosa, Katia, ma anche Antonella, Vale, a voi che ho risposto, a cui ho risposto stasera, ovviamente siete invitate per un po' a lasciare posto poi anche ad altre persone. Dunque, intanto rispondo a Rosa, vediamo un pochettino. Come va, se deve accettare. Ma allora, vediamo se devi accettare e come andrà eventualmente. Allora, certo che questa proposta ti riempie di pensieri problematici. Vediamo. Non è facile consigliarti con carte così. Vedo che questa proposta ti ha colto un pochino di sorpresa. È stato comunque piacevole, però vedo questo deliranti, dunque un po' di confusione te l'ha portata, perché probabilmente non ti aspettavi questa proposta, però vedi l'occasione fortunata, la proposta improvvisa. Allora, forse non ti hanno neanche dato tanto tempo per pensarci, perché risulta come quelle occasioni, sbrigati, cioè prendi una decisione al volo, prendi una cosa allora. Comunque diciamo che risulta essere un'opportunità per te. Comunque si aspettano una risposta e anche tu aspetti una comunicazione. Dunque diciamo che un po' la premessa di partenza è questa. Vedo che comunque stai cercando di confrontarti anche con altre persone, no? O magari parlando con qualcuno manifesti effettivamente il tuo tormento riguardo questa opzione, questa scelta, perché guarda che effettivamente è un posto lontano e questa cosa un pochino ti preoccupa, però vedi che consonante sorpresa, riunione, dunque comunque potrebbe essere positivo, non del tutto negativo, va bene? Potrebbe essere una buona opportunità. Vedi, anche questo indica i posti lontani, visto come in questa cosa che abbiamo la certezza, l'hai detto, comunque compare, ed effettivamente è così, cioè quando compare questa carta si parla di posti dove hanno comunque proprio ma anche se all'interno dei confini italiani comunque hanno proprio una mentalità, una cultura diversa, che per quella dove ci si trova è quasi esotica, cioè diversa, proprio qualcos'altro. Però c'è una speranza, ma vedi che c'è da sudartelo, eh? Non sarà tutto semplicissimo, ci sarà da lottare e ti devo dire che si crea anche un clima di competizione con qualcuno. Dunque non sarà quel lavoro rose e fiori, non è soltanto il problema la distanza, il problema è che genere di clima e ambiente vai a trovare, perché vedo molto spirito di competizione.
legato a questo lavoro. Non so perché non hai neanche detto qual è la proposta, solo che è molto distante. Però vedo questo. C'è gelosia, c'è una nemica, c'è la superbia, dunque sono tutte circostanze che fanno capire che ci possono essere su questo lavoro delle situazioni di conflitto, di conflitto e competizione, non sempre positivi. Comunque, di suo il lavoro è valido, vedi la proposta lavorativa, la fedeltà che è la riuscita, dunque il lavoro è valido, però vedi messaggero e nemico. Comunque ci sono delle cose non chiarissime, attenta, perché magari qualche comunicazione porta qualche insidia. Cerca di chiarire bene tutto. Ok, andiamo avanti. La prossima domanda è di Mercedes. 2 gennaio 76 vuole sapere per il lavoro. Ok, Mercedes è proprio il tuo nome? 2 gennaio 76. Vediamo per il lavoro. Mm. Quella è sempre una carta un po' così, un po' particolare, perché quando compare quella c'è sempre uno spirito di competizione, può essere anche una carta di grande fortuna, di espansione. Consideriamo che comunque il pavone, quando apre la ruota, è veramente bello anche da vedere, però nasconde un tocco di orgoglio. Il pavone come animale sappiate che è associato a una figura un po' inquietante, a Lucifero, comunque a livello occulto, però può portare appunto sia esagerazioni in positivo, ma anche grandi competizioni. Ok, bene. Detto questo, perché è scappata una carta e io la leggo sempre anche quando scappa. Dunque, vediamo un po'. Mercedes per il lavoro. Allora, abbiamo un taglio molto interessante perché proprio a livello di lavoro sembra che stia arrivando un consolidamento, addirittura chissà che non arrivi un piccolo aumento. Se invece non stai lavorando può arrivare una proposta di contratto a lungo termine. Allora, vediamo un pochino cosa ci dice. Allora, malinconia, ammalato, casa, allegria, amica. Allora, Mercedes, è già un po' che tu hai preoccupazioni per il lavoro, però fino ad ora comunque sei riuscita a gestire bene la situazione. Non so se condividi l'appartamento con un'amica, perché comunque compare la casa, allegria, l'amica, dunque anche se queste preoccupazioni a livello personale hanno investito la gestione della casa o come cavartela, probabilmente sei andata piuttosto in ansia, in preoccupazione, però sei stata sostenuta comunque da una persona, da qualcuno, comunque se non è un'amica donna ed è un amico, una figura amica, ok? Cioè la presenza dell'amica non necessariamente indica una figura femminile, attenzione, ma il superamento di ostacoli, l'essere compresi, ascoltati, anche una situazione che si armonizza. Dunque diciamo che può voler dire comunque un'amica, in questo caso
sicuramente la prima cosa a cui ho pensato, ma anche tutte le cose che ho appena elencato. Vedo che stai aspettando un qualcosa, potrebbe arrivare dunque una buona notizia molto presto, se non l'hai appena ricevuta da poco, probabilmente verrai convocata a un colloquio, forse anche più d'uno, perché questa è una carta sempre di ambiguità. Anche di ambiguità, in questo caso favorevole, positivo. Nei rapporti personali può voler dire, cioè di coppia o affettivi, può voler dire appunto un momento di festa, di spensieratezza, ma anche, attenzione, il fatto che la dama balli con due uomini, anche la possibilità di flirt con più di una persona, oppure di attrazioni verso più pretendenti, dunque non c'è ancora nulla di fatto, però qualche opportunità, qualche opzione. Dunque in questo caso ti aspettano più opportunità, vedi? Stanno arrivando o sono arrivate più proposte. Comunque se non sono ancora arrivate sono nell'immediato, con anche addirittura proprio un colloquio lavorativo che andrà bene. Io vedo qua bene, qualcosa di positivo. Allora, la stanza, dunque la convocazione a un colloquio avverrà poi addirittura, vedi, un primo colloquio, un secondo colloquio, dunque è possibile appunto che questa cosa proceda, abbia degli sviluppi e dunque questa vecchia signora è o la persona che ti farà il colloquio, dunque una persona più grande di te in età rispetto alla tua età, oppure è un qualcosa, una realizzazione che prevede comunque un lungo periodo, nel senso che ti fanno una proposta, potrebbe essere una proposta per un lungo tempo, addirittura a tempo indeterminato, potrebbe essere. Solo che guarda che è una proposta un po' particolare, o è particolare il tipo di lavoro che ti proporranno, oppure non sarà completamente favorevole, potrebbero esserci degli aspetti poco chiari, potrebbe essere una proposta un po' che ti contraria, oppure che per certi versi è positivo, per altri no, dunque ti lascia un po' di confusione addosso, però insomma mi sembra che l'opportunità comunque sia buona, ci sia una buona collaborazione, anche un compenso che potrebbe essere adeguato, o che magari inizialmente non lo è, ma poi può diventarlo, dunque mi sembra comunque che ci sia un'apertura favorevole verso il futuro. Vediamo un pochettino l'esito. L'esito è un pochettino più critico, perché potrebbe trattarsi o di un lavoro che ti allontana, oppure però mi sembra di più la possibilità che fatta la proposta, chiarite certe cose, poi in realtà passerà lungo tempo prima che si concretizzi. Addirittura penserai che la cosa non abbia più un seguito, però in realtà vedi che poi c'è conversazione, dunque alla fine, dopo tanto attendere, c'è poi un qualcosa di positivo, un evento favorevole o una svolta positiva. Bene, per questa sera io ho concluso, ho fatto circa 40 minuti, vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti privati a pagamento, un consulto ha un costo di 20 € e una durata di 45-50 minuti. Bene, dunque per chi volesse approfondimenti può cogliere questa opportunità di contattarmi in privato. A chi non ho risposto invito ovviamente a tornare alla prossima diretta, che ormai sarà lunedì alle 21:30. Mi raccomando, dal momento che riesco a rispondere a 5-6 domande, siate fra i primi a porgere la domanda. E tra l'altro, ovviamente, sarà mia cura, se qualcuno ha già avuto una risposta di recente, avvisare e passare oltre, va bene? Dunque
penso di avervi detto tutto, vi ricordo comunque domani l'appuntamento del Marietto Veneziano sul suo canale YouTube, dunque alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, anche lui vi risponderà gratuitamente con le sibille e con il pendolino. Benissimo, allora non resta che salutarvi, augurarvi un buonissimo fine settimana. A quanti sono col progetto delle pulizie, avviso che sto per cominciare le pulizie, dunque sedetevi, allacciatevi le cinture che facciamo le pulizie radiestesiche, e a tutti gli altri insomma ancora un buonissimo proseguimento di serata, un buon fine settimana, e a lunedì alle 21:30 sempre qui con me e con le mie chiacchierine. A presto.